Facciamo ancora un pezzo di Jimi Hendrix, che è il blues più famoso in assoluto, è stato definito uno dei migliori blues mai scritti. È da qui che è nato tutto. Anche il pulcino Pio è nato da qui. Nella storia del rock tutto è collegato e quindi il carissimo Jimi Hendrix quando era in America e nessuno lo considerava, perché il grande successo lui lo ebbe quando andò in Inghilterra, chi lo scoprì se non Chess Chandler, il bassista degli Animals? Parentesi,
credo che vi piaccia il gossip, come piace a me. Non solo era stato scoperto da Chess Chandler, ma l'allora fidanzata di Keith Richards dei Rolling Stones amava portare in giro il giovane Jimmy, che allora non aveva ancora Che era tanto. Marianne Faith, un'altra grandissima. Non era Marianne Faith, quella era di Mick Jagger, questa era Anita Keith. Ah beh, quella Comunque amava portarlo a fare shopping, si divertiva perché avrete visto le mise di Jimi Hendrix erano particolarmente colorate, divertenti, a volte in stile un po' vittoriano, un po' militaresco. Vabbè, comunque questa era parentesi. Torniamo sulla strada attenti, Beppe, di Bacchetta. Devo tornare a Chess Chandler perché devo parlare degli Animals. Gli Animals hanno fatto un pezzo che penso tutti voi conosciate, che è The House of the Rising Sun. The House of the Rising Sun è stata una canzone tradotta anche in italiano, vero Beppe? No, è copiato, non importa. Le traduzioni in italiano che erano molto frequenti in quegli anni spesso travisavano il testo originale. Questa è una canzone la cui melodia risale addirittura al XVI secolo, quindi era una ballata tradizionale inglese